Non mi, non mi sa dire, Caterina, non mi sa dire. Io con questo, ma che intra, cominciato domattina, e questo capendo cosa? Signore Santo. Sì. Ai, ai, ai. Sì, ma ancora coccato Ancora. Che c'è? Mi sento l'adio. Si sente l'audio, che si sente? Cacca, mi sento lo stomaco un poco sbudduto, l'ossa, la testa. Non ci funziona. Non mi funziona. Che mi fai dire, Caterina, non mi funziona la testa? Mo' da state vi pizzavando al forno. Ma che ha dormito stanotte? A quale dormire, figlio? Ma perché non chiamava? Se chiamava ci poteva fare un po' d'acqua cadauro, no? Sì, ci mettiamo un naso calore. Come dici Caterina? No, ci facciamo due fila di scalora, volevo c'entra dire. scalora, Uomo, io è fresca a Sì, postomaco, va ci bene, faceva sempre bene. scongiusione a dire. Più tardi se vediamo così chiamiamo il dottore. Va No, bene? no, ma quale dottore? Lascia stare, figlio. Ma sto caffè è candela. Candura, Ma sarà stato un iatto. Uiatto, Suggi, ma che discussione state facendo? Ora senti. sistema. Stai sparando. Stai Vabbè, sparando, lascia ora stare. ti disse chiamiamo il dottore chiuttato. No, va ma bene? quale dottore? Ti dico, ora mi ripiglio. Zio, vede che arriva una liccia da zia. Eh, Ma adesso sul postino qua fuori. va bene, va bene. Sale Gissi. A che legge? Chi da non sa per scrivere, io non so leggere. Leggela tu. Va bene, va bene. Sale giù. Allora. Per davvero non sapevo scrivere. Caro marito, con la presente vengo a darvi notizie che mi trovo bene di salute e così spero di te. Zio, io te la leggo così come è scritta. Prima di tutto per farci capire a voi e poi non è facile improntare la traduzione. Tu dissi io. Così spero sentire di te e di nostro amato nipote Pace e Cappellano. Mi sento con pensiero quieto che in queste feste di Carnevale ti sei trovato in casa santa e perciò non hai fatto sciammerè e manco dell'altro male nuove che ci sono dal mondo. Caro marito, voglio sapere quando torni al paese, perché avemo lo porco mascolo malato. Chi da, le vanno ci porci a tozia, non ci resta niente. Lo veterinario dice che se sto male ci piglia alla scrofa siamo tutti rovinati, perché la figliata viene tutta a cullo male. Che ci vuole la tua presenza, ma se no ne riduciamo un gale in cammisa. A mio nipote santo sacerdote ci va sulla mano con la santa benedizione. Tu che sei scascionevole di cuore, ti dico di non ti strapazzare, perché o mio dici che ti può venire male positivo. E voi siamo malato di cuore, e io non sapevo niente. Sì, figlio. E il dottore mi dice che quando mi sento da così male, hai a mangiare abbondante e hai a stare qualche giorno in santa pace senza essere disturbato da nulla. Ma che sta dicendo ossia? Con cuore non si scherza. Sì, ma io ti dico, guarda, tu lasciami un poco di cose da mangiare, abbondante, ogni tanto si viene a faccia Caterina e stai tranquillo che da 2-3 giorni io piglio e me ne torno al paese. Ma quale mangiare è mangiare? Quando uno sta male sa chiamare il dottore e da gusta spatte. Ma no, ma non c'è bisogno, dottore, ti dico che non c'è bisogno, ora ti dico, mi passa, da 2-3 giorni, guarda che mi passa, piuttosto continuo a leggere sta lettera. Oh. Va bene. Tante saluti a donna Caterina, femmina buona e timorata di Dio. Tutti i tuoi nipoti ti mandano a vasare la mano, e anche l'unanno. E io che sono sempre la tua consorte ti abbraccio e mi dico. Venera Giancurano. Benissimo. Zio, però mi pare che l'occhio là è un po' lucido. Il puzzo sente Ma quando se agitato. ne vede? Secondo me c'è un po' di freve. Davvero dici? Ora chiamiamo il dottore e ne laviamo ogni responsabilità. Va Ma bene? no, io ti dissi Ma come non mi passa sempre in non ti preoccupare, l'abbiamo Io callato. ti È un dissi come amico mi passa mio. sta in disposizione ogni E modo. come ci passa questa disposizione? Guarda, con bello piatto di pasta con il sugo, una bella rota di tazizza, vino, pasta ucca, frutta a volontà. Ecco, guarda che di questa maniera mi passano tutte cose. Ah vai, chiamiamo il dottore invece che è meglio. Caterina,
o chiama il dottore e ci dice se può avvicinare qua, il dottore Mangialardo. Caterina, Prima mi che se ne sento- va a Ma travagliare. per davvero c'è chi? Sì, per davvero, che fa finta. Ma buono mi sento, Caterina. Ma Ma stare, buono zio, si ok. sente, che sorta di buono, buono si sente. Ma buono. vai, non ci stai capendo niente con vostre due. dici, Vuoi a chiamare per favore? Hai No. che a chiamare un medico? Sì. E io chiamo, a così ci ordina, serengata di pasta caccioiaca e cappata nella panza di cutuletta impanata a chisso. Caterina, ci vuoi dire, sì o Ce no? vai, ma io non ho dottore ci chiamasse, un veterinario, anzi, chi tu caffè e scecche. La meglio cosa è che vuole qualsiasi cautela, si cucca, stasera un po' di brodo della lattuga Sì, e da- tutto passa. Sì, da così resto secco come una pala di baccalaureato. Sento una cosa, ma calato, chi ci stanno alle lavatrici? E voi stai a fare con la lavatrice? No, diceva tre mariti, immazzao, morsero, ora restavo... Io questa sparranno, Ah. allucinazione ci vennero. Voi stesso con moglie, ora chiamai un meglio Caccio, dottore, sprugate il Permesso? lavaggio. Oh, dottor Mangialardo! Salve, Grazie, salve. grazie di essere venuto, approfitto della sua bontà, ma mio zio sta poco bene. Mio zio, fratello della buonanima di mio padre, si trovava a capo e c'è da fare, e giusto giusto s'ammalò. Allora prende la scitta. Sì, tra l'altro è malato di cuore e io venne a sapere stasera. Questa è una circostanza preoccupante, ma non si preoccupi. Prego, Allora, volevamo vedere il suo paziente. Salve. Mi dica che accusa lei. Chi accuso io? Io non accuso a nudo, mi faccio l'affare dei miei e non accuso a nudo. Dottore, No, non ci guardiamo siamo che... capiti. Lei cos'ha? Tritria è una napoletana. Avanti, chi c'ava lei? Non ho capito. Dottore, mi scusi, ma zio di che ci piace sempre lo scherzo. Sì, vai. Dottore venne apposta. Ti faccio vedere i carte allora. Mi dà il suo poso. Va bene, va. Ah, va, signor Palazzotto, mi dà il suo poso. Mi pare agitato. In effetti il polso è agitato. Io dissi io. Stanotte ha avuto una malanottata, ha sparrato, ha avuto certe allucinazioni. Un giullasse, succede un po' di freddo, non lo so. Ma che sta pigliando dopo? Un termometro, sì. Vediamo se non farà qualcuno ora. Signor Palazzotto, il suo braccio. Ah, chi sa il suo braccio? Mi dà chicchio. Solo a pensare, ci mi dà chicchio, dottore. Ah, guardi. La pissa a bocca. Ah, vai, dottore. Dottore, pare si mette sotto il braccio. Da scina. E ora mi metto una buca. Ah, vai, dottore. Signor Palazzotto, parliamoci chiaro. Da uomo a uomo. Ah, Una scida, no, una ucca. no. Manco. E allora mu dice lei, un nome mettiamo. Nauca, dottore. Ci vuole pazienza. Dottore, lei c'aveva esperienza in queste cose, è normale. Esploreremo più in fondo. Prego, Ma come dottore, più in faccia, fondo? Faccia. Ma che sta pigliando dopo? Un stetoscopio. Ma che fare con il scoppio dopo? Che fare? Va bene, Tomo, non ci faccio niente. Io la voglio osservare dall'interno. Ma che fare? Ma revotare dentro e fuori, dottore? Stassi tranquillo. Ma che stai tranquillo? Chi è su coso? Freddo, è dottore. Dottore, ci disse che è freddo. Ora l'abbiamo sputato tutto paro. Come facciamo? Ah, santa pazienza. Freddo ancora, dottore, mi arrivava un dall'osso pezzino. Dottore, ma che sta facendo puttosa? Ma che c'ha? Ma c'ha una subbia pita. Signor Palazzotto, mi faccia lavorare. Si concentri. Mi concentro. Lei deve ripetere quello che dico io. Semplice. Sì. Signor Palazzotto, dica 33. Signor Palazzotto, dica 33.
Solo 33. Solo 33. Il numero 33. Il numero 33. Solo 33. Solo 33. 33, un 33 un numero. Solo 33. Solo 33. 33. 33 e basta. 33 e basta. 33 Solo e un basta. numero 33. Dottore! Ma perché non barracchiare? Ci fece perdere la pazienza, ma caro dottore. 33. 33. E 33. 66. E 33. 99. Dottore, ma che ci pare che non faccio contare? Meno male che si fa male. A cui 33, a cui non arrivavo. A sapere, zio, a Veda, sapere. a mio avviso il caso è più unico che raro. Boh. 90. Boh, va bene, no? Siamo stati. Trattasi di tachicardia parossistica a sfondo costituzionale, con note psicosomatiche, ansiose e depressive. Dal punto di vista cardiologico, la diagnosi è lampante. Il reperto si prepone per una forma di miocardio, clorona sclerosi, caratterizzata da gravi turbi del ritmo di tipo Morgagni, Adam e Stock. Sì, pisci stock. Ma che sta dicendo, dottore? Indubbiamente la prognosi è molto riservata se si tiene conto che l'obitus può aversi nelle occasioni più svariate, come pranzi abbondanti, emozioni fisici, strapazzi fisici, specie se sessuali, Sì, oppure come? dopo copiose libagioni. Dottore, ma davvero sta dicendo? Sì, Tra l'altro, dottore, penso che mio zio in questi giorni ha mangiato più che abbondantemente. e Cacetto, questo ha oh. contribuito definitivamente. Guarda che mi metto un annocchio tutto quello che mi ha mangiato da Sta vedendo che è malo combinato. Intanto le scrivo alcune specialità. Dottore, ne dicessi che dobbiamo a fare, lo facciamo. Ci presta una penna? No, no, Dottore, un po' più chiaro perché come fa magista non lo capisci. Su scrive chiaro chi è, dottore. queste sono supposte. Lei ce ne ha dare una sì e una no. Non ho capito. Ma che una, ma io la trattamo, zio. No, no, volevo dire Una sì. una ogni ora, un'ora sì e un'ora no. Ah, ho capito, sì. Chiaramente noi lo terremo leggero, Certo, leggero. Ma non posso mangiare allora, dottore? Posso mangiare? Assolutamente no. Come no? Gli daremo un brodino di pollo, Eh. più brodo, capollo, Vuole morto. 2 cressine, Due. non di più, Poi. non di più. E poi non è meglio che ci diamo una bella purga e lo pulizziamo? No, 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 che purga. No, 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 la purga non si addice, date le condizioni del cuore. Bravo. Potremmo fargli un bel clistero. Buono, come stai? Sì. Faremo 2 litri di acqua saponata ogni 2 ore fino a stasera. Va bene. Tanto che ci metto addosso. Va bene, va bene. Intanto, se mi vuole chiamare la sua perpetua, le spiego perfettamente come fare il clistero. Va bene. Caterina? Caterina? Ma la sapete, non Giordania? Ah, manco una posticella di rosare in pace, mi posso dire Lascia chi c'è. mettere la posticella, metti una pignata sopra, Caterina. Sopra e sta buchiendo che ci abbiamo un poco di verdura. Perfetto, 3 litri d'acqua ci sono? Una bella Perfetto, pignata 3 c'è. litri d'acqua. Eh? Una bella saponetta palmolive. Appena l'acqua raggiunge l'ebollizione, il clistero è pronto. Facile. Un crestiere. E per cui è? Ho malato, Caterina. Pumalato, ora ci facciamo un bello crestiere. Ci passiamo l'oddio, vero, pumalato. Ci facciamo un bello crestiere così ci passa la malattia. Dottore, dopo una visita magari a Caterina. E lì è complicato. Intanto prepariamo il paziente. Allora, Sì. signor Palazzotto, è semplice, lei si deve rilassare. Più è rilassato, Si mette meglio è. stenuto, letto. Sì, tranquillo, Aspetta. è un attimo. Ma che un attimo. Ora vado aspettata a mia che mi faccio cristiana. Ah, le vai, vado sì, no, 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 Palazzotto, no, 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 Ci vuole un attimo. Allora, Sì, è peggio. Sì, è peggio, sì. lei si deve
per rilassare. Si rilassi. Rilassato è. Te lo lavo con acqua e sapone. Te lo stiro con vero a cravone. Te lo lavo con acqua e sapone. Te lo stiro con vero a cravone. Non sente manco un bumme questo. Sta cosa qua. Sbareniamo un altro dolito e ce n'è, faccio pronto, Brava! Si spagna. Che fa male te da oggi, come si sente? Tanto buono, Ci buono mi dice sento. bene il dubbio cristiere, Magnifico, magnifico. Senti una cosa, ci stanno chiudere le robe, cura su. I 10 possono essere. Ragione hai. E ancora non c'è, io devo chiudere le Che robe. ci pare che la mattina io qua vedo che le ufolini camera che io. Ancora cai. Ma ne può ne? Ma non può essere che la chiesa, non può essere Ah, se ne chiesa. può. Senti una cosa, Te vieni lo- qua, dammi qua, ma poi c'è queste maledette robe, forza, Ma ti levo i maledetto fulini. davvero che non lavare con ci sperimentavo. Annagati, ti levo i fulini. Ciao, a lavare. Pare, senza pare. Ma come? Te lo lavo con acqua e sapone. Stamattina non fossi stupare che era presto. Come si sente, zio? Come sento? Ah, tanto buono mi sento. Come ci voleva giù Clestere, Certo, ci volevamo come un pane. Il cuore come si sente? Un cuore bello, ranno, quando una casa mi sento. Un brodino ci dà sto, Caterina? Sì, un brodino ci desse, ma da banana restavo più niente. Ma come niente? E No, tutte i le piatti razze non restano, chi dice? non è finito tutto da mangiare. Oh, che ne so io. Ma sarà stato un iatto. Sì, un iatto. E che sorta di iatto? Ma hai detto una volta che su iatto la dalla stare fuori la sera, ma poi quale Si iatto? ci ha scippare la testa direttamente. Io mi sento debole però. Io Chi è ce che la ha cavo. sia? Si sente No, bene. dico che tutto chi che mi ha visto a mangiare io, su sta levando da mangiare su iatto. dopo. ma Sì, ci sì, vuole sì. Zio, un Vigna, po' ci di vuole. pazienza. Un altro giorno si può mangiare chi tu vuole. Certo. Caterina, se ho pigliato una casa casa, È un fammi anno. cancio un attimo. Te ne seccano. Tale un neghetta. Ma come? Mamma l'ho visto, Caterina! E questa confusione che c'è stato per Ma fare non capisco di questa maniera che però. ci ho dare un bunto. Va bene, State un facendo punto. dannare l'anima. Caterina. Spatta di smomorire. Perché mi smomuriare. Non è che tieni sta cosa. Fammi accanciare. Forza, Caterina, tieni. Figli che sta qua e ci tu una spolverata. Vediamo. Vabbè, e poi vedi che stanno toppoleando. E ora c'è cauda, c'è Forza, spuperata, stanno forza. topoliando, Dai. calcio, poi mi state facendo scoppiare come una bomba. Questo altro qua solo lungo qua. Sta film era in periodo che non si può manco più parlare. Prima era tutta santa, vuota. Non è cauzi, senti una cosa, per Caterina, scusa che ci vuole. Ah vai, zio, per favore. Ma tu dico io che No, saggezza. basta. Signor Palazzotto, c'è uno con una mala faccia che vuole parlare così. E fallo Come? già. Ma che tu già sei un peccato? Fallo già, fallo già. No, Ma sì, ma di sta Ma che maniera. tu dai? no, No, sono un cazzo Dai. così. Tanto con me a parlare. Baciassimo le mani e siamo qua. Buongiorno a lei, caro signore. Buongiorno su Giove, ma siccome si sta sloviando lavamici mano. In che cosa posso esserle utile? A che fa? Manco sapevo sia. No, veramente no. Solo non lo so. Ma scusasse, lei qui? Io sarebbe quella persona qualmente l'altra sera ci parlò la signorina La Lesa. signorina Lesa. Quella del fazzoletto prefumato. Il fazzoletto. Quella del vasone prolungato. Stavo cascando dei nevole. mi E scusi. meno male che siamo a pian terreno, perché se non abbiamo un baccone. Ma scusate, ma su per sapere quello che parò con me? Vostra signorina non è padre parroco palazzotto? Io so. Per caso si figurava che è una gusto uscito dalla carcere, Si immaginava ora che non si erano da dentro, e invece c'era stato un gruppo di cannerozza. L'infamia pensavo, ora mi messo con da dentro. Va bene, comunque.
Sono qua per dirci, per continuare quella discussione che abbiamo interrotto l'altra sera. Ma quale discussione? Ho capito. Parlavo con l'avvocato, è vero? Si consigliò qui. Che ci disse, parla picca, a perde, mi chiato mia. Vabbè, ci siamo capiti. Io sono venuto per dirci che la situazione la possiamo abbassare e basta che si ne esce un poco di nespole. In Espole. Un poco di inzonza. Un poco di pecunio. E picciola, va! Oh. Scusi, ma ci deve essere un equivoco. Qua qui proprio non ce ne sono, non è lei per preoccupare palazzotto. Io lo so. Ah, io non. Ma si può sapere quelle che parlo con me? Io non ci sto capendo più niente, veramente. Ah, io c'è in fresco la memoria. Il veglione di Cannalevare, il tucconivoro, la tuccanivora, il vasone prolungato, il fazzolettino profumato, ce n'hai a dire ancora cosa, ci basta. Ma scusi, un sacerdote al veglione pubblico, ma può essere mai? E gioco io sbaglio, perché uno può pensare, uno con una faccia di chiesa se ne va, come un sacerdote se ne va a ballare per Cannalevare, e gioco invece, gioco. Sentite, figliuolo, sarà tutto quello che dici? Figliolo mi chiama. Ma mi chiamare compare, ma come? Abbiamo stato con la stessa femmina, l'abbiamo baciata, l'abbiamo pure mangiuta e mi chiama figliolo, mi chiama. Sentite, finora vi ha fatto parare perché non sapeva la situazione, però ora ci dico che lei sbagliava genere, numero e caso. Se ne è tu ne viene, va, che meglio è. Io del che non mi scugno. Ma Dio che razza di cristiano. Mi dispiace per voi che ho cuccato nel suo letto ma che c'avevamo malati c'avevamo? Ma qua c'avevamo moribondi, no malati. A chi è suo padre? Oh, c'aveva un figlio che si può sbattere nella carena. No, me nepote. Su era mio figlio come stora, l'ha usumanato che pecore. Oppure no? Ci facevo fare una giugiavaglio, sapevo, ma no, che saccio, a fare scecchi, a fare scupasciate, mestieri remunerativi con la A maiuscola. Sì, ma sta cosa non si potesse ragionare in qualche modo, eh? Si potesse ragionare. Comunque, se non vuole fare succedere uno scandalo che coinvolga a suo figlio, Me nepote! i parusciani della chiesa di suo figlio, E me nepote. e tutta la parrocchia, sganciate un po' di nespole, ovvero sia piccioli. Sanno che io vi servo come mi saccio servere. E invece Lisa se ne va, tinghi. No vescovo, c'è tu pure andare a porta, toppe. Padre vescovo, sapete, mi devo confessare. Ditemi figliuola, lo sapete, ho una relazione extraconiugale con padre parroco Palazzotto. Ma se ne è fuori da qua! Fuori! Se lo puoi dire magari un tuo papa sempre sia lodato. Arianetta non aveva paura di trona. Ma no, lascia stare. Ma no, se no, lo no, puoi no. dire un nuovo fuori da